Bentrovati alla nuova puntata di Face to Face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo del calcio dilettantistico e non solo. Andiamo subito a presentare il nostro nuovo ospite con una interessante scheda informativa. Classe 1951, dirigente sportivo di spessore nazionale, tantissimi successi, fatti di passione, sacrifici e amore anche e soprattutto per la terra siciliana. A Face to Face abbiamo Giorgio Perinetti. Buonasera. Bentrovato direttore. Grazie. Allora, è pronto per ricevere queste 7 domande? Cercheremo di spaziare non soltanto nel mondo sportivo, calcistico in genere, cercheremo di conoscere anche qualche altro lato un po' nascosto, anche se lei, essendo un personaggio pubblico, sicuramente insomma abbiamo poche cose da scoprire sotto questo punto di vista. Sì, anche sotto l'aspetto personale c'è sempre da scoprire qualcosa, penso di conoscere. Vero. Allora, iniziamo subito però parlando di calcio. Ha praticamente lavorato con il meglio del calcio. È stato difficile convivere con questi personaggi a volte un po' scomodi? No, ho attraversato più generazioni di questo sport meraviglioso, a cui sono dedicato, grande passione. Devo dire che sotto certi aspetti ho avuto fortuna, nel senso che ho cominciato a lavorare per grandi società quando ero giovane, dove è molto più semplice lavorare nella grande società. È vero. E in età matura invece ho lavorato per società meno grandi e quindi dove ci voleva esperienza, dove ci voleva mestiere, dove ci voleva gestione, quindi sotto questo aspetto sono stato fortunato. Quindi un po' di personaggi scomodi li ha incontrati nel corso della sua carriera, no? Sì, ma penso che in tutti i mestieri, in tutte le professioni, poi ci sono confronti continui, ma questi aiutano comunque a crescere. Ritornando al discorso dei suoi inizi, effettivamente lei ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1972, giovanissimo, ma alla sua età, cioè a 21 anni, non era più semplice giocare a pallone anziché fare il dirigente? No, lì ho avuto sono stato illuminato sulla via di Damasco, come si dovrebbe dire, nel senso di capire che non era assolutamente in grado di giocare a calcio. Qualcuno gliel'ha detto? No, me lo sono detto da solo. No, me lo dicevano anche, ma me lo sono detto da solo, ho capito che non era una strada da seguire. Quindi lasciato gli studi, ho intrapreso quelli universitari, ho avuto questa opportunità chiamato da Roma e ho cominciato lì dal gradino più basso con delle soddisfazioni. Faccio un esempio: il 17 gennaio del 1972 sono stato in panchina con Lenny Herrera, che allora era un mito. Assolutamente. E quindi mi ha dato come premio, diciamo come regalo di compleanno, mi ha detto vieni in panchina con me, e ho avuto questo grande piacere. Poi e lei da romano, giustamente? Sì, poi ho conosciuto tanti personaggi e quindi ho capito poi che sarebbe stato il mio mestiere, il mio lavoro. Dunque la Serie A con grandissimi nomi, la Serie B con quelli che vogliono diventare campioni, la Lega Pro invece spesso e volentieri ha dei grandi problemi soprattutto economici, ma a questo punto il progetto della Serie D con l'Athletic Club Palermo, insomma, cosa c'entra nel suo percorso? Intanto sempre pensavo nel corso della mia carriera, del mio percorso, che mi sarebbe piaciuto terminare magari da dove ero partito, cioè dai campi di periferia, dalla passione pura, dal calcio più genuino. Oggi per noi sappiamo che c'è un calcio business esasperato. Il fatto di lavorare vicino a giovani, con dei dirigenti che mi hanno chiamato, i soci dell'Athletic, che mi hanno prospettato con entusiasmo, no, determinate caratteristiche di percorso e di lavoro, mi ha fatto piacere, ho provato a sposare questa causa qui. È chiaro che è tutto diverso, ma anche, ripeto, riassaporare uno sport per come tale, non certo. Il calcio, diciamo, esasperato degli ultimi anni che viviamo, certamente. È un po' esagerato effettivamente, le pressioni esagerate. Sì, è molto esposto mediaticamente, certamente è giusto anche che sia così, ma da un punto di vista, diciamo, personale, della passione, di quello che sono state sempre le mie caratteristiche, ho sempre privilegiato più l'aspetto, diciamo, personale, intimo del rapporto, piuttosto magari che quello economico o professionale, allora mi ritrovo in questa situazione. Tra l'altro con il ritorno a casa, a Palermo, che è un po' casa sua anche. A Palermo, ho sempre detto, a Palermo non so dire di no,
ho sempre privilegiato, la prima volta che venni a Palermo rifiutai l'offerta di Galliani al Milan per il settore giovanile, e poi sono andato a Preziosi e ho lasciato il Como per venire a Palermo. In maniera abbastanza traumatica, e poi ho accettato l'offerta di Zamparini e poi quella dell'Atletico, quindi Palermo per me è una costante perché rappresenta professione, rappresenta la mia passione, ma rappresenta anche i rapporti personali, rappresenta un matrimonio fatto a Palermo, delle figlie nate a Palermo, no, rappresenta la mia vita. Dal dolore è riuscito a trarre la forza per vivere una nuova vita, una nuova dimensione. La capacità anche di raccontarla attraverso un libro straordinario dove il dramma familiare può diventare un esempio. Si può dunque ripartire sempre? Il mio motto è avanti sempre, questo lo dico ai giovani che ho, a tutti quanti. Credo che la vita sì, ci pone di fronte a volte a situazioni veramente difficili da accettare, da gestire, certo, a cui reagire. Però d'altro canto, intanto c'è un'altra figlia che ha bisogno di suo padre, certo, che ha bisogno di un appoggio, di riferimento, e comunque io ho provato a fare una cosa, ho tentato a trasformare il dolore in opportunità per altri, e credo che sia il miglior modo di ricordare mia figlia essere questo, cioè non vivere di un ricordo, ma creare ricordi per altri che possono avere più conoscenze di me, anche attraverso, senza essere normalmente presuntuosi, anche attraverso questo libro. Però è un libro che è servito anche a lei, dobbiamo essere onesti, no? Assolutamente sì, è servito a me, ma non tanto per rivivere il dolore, appunto per cercare di trasformarlo, sì, come motore per dare un consiglio ad altri genitori che possono essere presi di sorpresa come me, e anche a ragazze o ragazzi che soffrono di questo male oscuro, subdolo, e che magari, e ne ho tantissime testimonianze, questo è il successo del libro, non la vendita del libro, diventa esempio. Il successo del libro è riferimento, esempio, sarà oggetto, sarà libro di testo in alcune scuole, e questo è un grande risultato, e sarà anche, ed è comunque anche motivo di accompagnare percorsi delle associazioni tipo l'AIDAP, Associazione Italiana Disturbi Alimentari e Peso, che si occupano proprio di accompagnare i ragazzi nella terapia. E in fondo è soltanto un'altra ennesima parentesi della sua vita, se lei mi permette di dirle questo. Sì, questa è particolare, però ripeto, il mio motto avanti sempre, finché avrò respiro penso sempre che devo guardare avanti. Guardandosi intorno, comunque lei vive lo sport ormai da protagonista e non è più neanche tanto giovanissimo, però oggi i giovani sono coinvolti spesso e volentieri da altri interessi. I social su tutti purtroppo impediscono poi alla fine anche di partecipare attivamente facendo sport. Ecco, soprattutto su questa grande storia dei social, lei che cosa dice? Ho affrontato questo argomento nell'invito che mi fece Maravenier alla sua trasmissione, dove c'era la professoressa Bardo che proprio di questo si occupava, che purtroppo è scomparsa poco tempo fa, e diceva proprio questo, che purtroppo in questo grande circobarro mediatico dei social, di quello che purtroppo i ragazzi oggi vivono proprio una realtà che sia tangibile, e purtroppo si adagiano su una realtà costruita. Quindi alla fine parlano e si socializzano attraverso qualcosa che in effetti non esiste. Effimera. E dimenticando di vivere la propria esperienza, la propria vita, con gli sbagli, con le cose fatte bene o quelle fatte male, ma che possono sempre aiutarti nell'affrontare quelle successive. Affrontare una realtà che non esiste in sostanza, ma esiste solamente nell'immaginario, purtroppo non li aiuta a una crescita che li rende più forti. Senta, ritorniamo a parlare di calcio, ahimè parliamo di nazionale. Anche per questa prossima manifestazione mondiale saremo assenti. Che cosa dobbiamo fare, direttore? Cioè, da dove dobbiamo iniziare per cercare di capire che le cose possono e debbono cambiare? Guarda, il calcio italiano ha bisogno di innovazione, ha bisogno di interventi profondi, strutturali, e certamente chi si proporrà per il ruolo di Presidente federale a questo dovrà pensare. Credo che sia in questo momento necessario più votare un programma che non votare una persona, perché tutti quelli che sono stati nominati sono persone di grandissimo spessore. Assolutamente. Sia Malagò, sia Bede, chiunque si voglia pensare di candidare.
Però non è tanto questo, bisogna dare dei programmi, quindi fattivi. Abbiamo bisogno di tanti interventi, la Serie A giustamente li reclama perché è un po' il motore di tutto il nostro calcio, Chiaro. no? Ecco, dal punto di vista economico. I settori giovanili E quindi, ecco, poi noi... che debbono alimentare. Cosa non condivido di quello che è stato fatto fino ad oggi? Che si è sempre verniciata la facciata. Ad ogni insuccesso noi cambiamo allenatore. Quindi Gattuso non va bene, Spalletti non va bene, Mancini non va bene, Prandelli non andava bene. Cioè noi continuiamo a cambiare allenatore come se un allenatore potesse, col poco tempo che ha, e facendo non l'allenatore ma il selezionatore, perché ovviamente non ha tempo, può solo selezionare i giocatori, e tra l'altro seleziona il 30% dei giocatori che giocano in Serie A, quindi è un margine veramente ridicolo. E naturalmente è sempre quello. Io credo che un palazzo che sta traballando vada irrobustito dalle fondamenta. Il primo problema è cambiare il criterio di formazione dei nostri giovani calciatori. E non soltanto anche quello dei tecnici? No, vengo a quello. Cioè, siccome dobbiamo cambiare i criteri di formazione, ovvero di stabilire che il talento è il primo parametro per valutare un ragazzo in formazione, e assecondare il talento, assecondare l'istinto, assecondare, ovviamente correggere la coordinazione fisica, di movimento, eccetera, e ci vogliono degli istruttori adeguati. All'epoca, quando Allodi istituì i corsi allenatori a Coverciano, fece una divisione molto intelligente e fece i corsi per istruttori giovani calciatori e corsi per allenatori di prima squadra, dove chi si dedica alla formazione dei giovani calciatori ne abbia le capacità innanzitutto, ma abbia anche la gratifica di essere qualificato e quindi pretendere anche uno stipendio, lo faccia vivere e non andare a cercare magari in altre categorie il sostegno economico, ma avere dalle società il giusto per poter dedicarsi a questo lavoro che è fondamentale per la nostra ripresa. Quindi dobbiamo ripartire di nuovo da zero? Io credo che dobbiamo ripartire assolutamente dal basso, dalle fondamenta. La tattica è una cosa che va inserita gradualmente nel contesto di formazione del giovane calciatore, ma la tecnica è basilare, perché senza quello non potremo dare al campionato di Serie A attori giusti, daremo attori mediocri. Se abbiamo attori mediocri sono sempre privilegiati poi gli stranieri, che invece sotto questo aspetto hanno fatto passi da gigante, a differenza nostra. È vero. Allora chiudiamo il nostro face to face con una domanda un po' particolare. Se dovesse chiudere gli occhi per un istante, cosa vorrebbe rivivere? No, vabbè, nel senso metaforico. Certo. Mi dia due sensazioni, una sensazione sportiva e una sensazione personale. Ma guarda, per come ho vissuto io il calcio e la mia professione sono sempre andate insieme. Ora se vai su questi siti, il mio nome è sempre praticamente accostato alla famosa chiacchierata con Maradona per dire: guarda che non potrai, tu numero uno al mondo, non potrai più giocare perché sei stato squalificato o perlomeno per un lungo periodo. Per un lungo periodo. E lì, sai, c'è tutta la caducità delle cose umane, perché il più grande giocatore del mondo fece una smorfia incredibile, si portò la mano al fianco, disse non è possibile, ma in tutto quello c'è la resa di chi si sentiva ovviamente sul tetto del mondo, calcisticamente parlando, e non solo, e invece di colpo sprofondava. E questo comunque è un insegnamento. Assolutamente. Lo sport è meraviglioso, ma devi sempre tenere un atteggiamento corretto, devi sempre cercare di migliorare, il gol più bello è sempre il prossimo, per tenerti a certe condizioni, diversamente puoi sprofondare in un attimo dal meglio al peggio. Quindi ha praticamente risposto con una solo risposta, sia al personale che allo sportivo. Sì, è stata un'esperienza dura quel giorno, ma è anche insegnamento grande per la vita, perché ti insegna insomma che devi sempre guardare avanti, ma con attenzione, coraggio, ma soprattutto tenendo sempre il modo di guardare tutti negli occhi senza avere vergogna di camminare senza insomma la copertura di un comportamento giusto. Direttore, a questo punto le faccio una domanda molto personale, perché mi è venuto sempre un dubbio: ma Maradona poteva cambiare la sua vita se lo avesse voluto? Ma guarda, ci vorrebbe adesso un trattato, non posso rispondere alla domanda, però parliamo di un personaggio, un ragazzo intanto straordinario, come generosità, come verso i compagni, verso il pubblico, quindi una persona straordinaria anche sotto questo aspetto, a parte la qualità da giocatore, però certamente è finito in un imbuto della notorietà, della mediaticità,
dell'impossibilità di vivere una vita Difficile normale. tirarsi fuori. Dell'impossibilità di vivere una vita normale, quindi anche da capire in certi atteggiamenti che poi purtroppo sono stati sbagliati. Un uomo estremamente generoso, però ha reso anche fragile dalla stessa sua notorietà e fama. Direttore, la ringrazio per queste confidenze che ci ha fatto oggi qui nel nostro Face to Face, le auguro le cose più belle e chissà magari brindare ad un altro successo tra virgolette palermitano. Diciamo che quest'anno non ci abbiamo creduto in una maniera più piena, ma non eravamo forse preparati, però sono sceso qui per costruire qualcosa, adesso vediamo questo qualcosa a che piano arriva. Sono passati soltanto neanche 12 mesi, quindi ancora sicuramente ci sarà Stiamo tanto da lavorando, lavorare. work in progress. Grazie direttore. Grazie a voi. Bene, abbiamo concluso qui dunque il nostro appuntamento face to face di questa puntata. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo.